Serie B Win. Appassionati. Amiche e amici della Serie B Win, una cordiale buona serata da Flavio Suardi. Immagini che vi giungono dallo stadio San Nicola di Bari, dove tra poco andrà in scena una partita che potrà essere decisiva soprattutto per il Padova, che dopo lo scivolone interno contro la Pro Vercelli ha visto complicarsi in maniera decisiva la rincorsa alla zona playoff. Fischio d'inizio, comincia Bari-Padova. Bari che manovra il primo pallone in profondità, sanguinoso con Junco, area di rigore, il suggerimento poi per Caputo, ancora Junco, Silvestri si salva. Arriva la palla a spiovere, fuori di pochissimo. Attenzione al Padova qua, il cross di Rispoli, secondo palo, Cutolo, area di rigore, la butta indietro, Cutolo, alto poi Farias. Già ripreso il gioco, Ghezzal, butta in area di rigore, bene il Bari qui, secondo palo Defendi, la rimette lì e Junco si mangia un gol già fatto. Cosa ha sbagliato Junco? Tende a guadagnare spazio Cutolo, fuori di poco. Sabelli e poi ancora Junco prova da lontano. Attenzione che il Padova perde un altro pallone. Junco, sta arrivando Caputo, lo serve Junco, Caputo, 1-0 per il Bari che passa in vantaggio con Caputo. Area di rigore, Ghezzal, rientra Ghezzal, il gol è valido da parte di Ghezzal, 2-0 per il Bari sul Padova. Si parte, secondo tempo di Bari-Padova. Si tratta di Caputo. C'è stato probabilmente un colpo a palla lontana, espulsione per Della Fiore, calcio di rigore per il Bari. Caputo contro Silvestri, rincorsa di Caputo, 3-0 per il Bari. Attenzione Junco e poi il miracolo di Silvestri. Arriva il fischio di Manganiello, De Falco lontano dalla porta. Arriva il fischio del signor Manganiello. Bari batte Padova 3-0 al San Nicola.